siamo al Novo Hotel e riprendiamo la nostra scuola di formazione politica. Il Circolo Veneto ormai da 30 anni puntualmente promuove una serie di incontri che noi chiamiamo scuola di formazione sociopolitica. L'anno scorso abbiamo terminato un percorso molto interessante che trattava di democrazie e dittature, un tema molto di attualità. Il linea conduttore del corso di quest'anno sarà Italia moderata. La storia dei partiti dopo il fascismo fino al 94, l'arrivo di Berlusconi. Italia moderata vuole in qualche maniera analizzare l'analisi storica dei partiti che hanno formato la Prima Repubblica, anche perché è importante capire il passato per progettare il futuro. È un percorso molto importante che ha visto la collaborazione del professor Davide Rossi, che farà da coordinatore, ed una serie di professori universitari che si sono prestati a fare delle lezioni. La nostra non è una scuola di formazione di partito, è una scuola di formazione sociopolitica ad ampio respiro che vede la partecipazione di più voci per poter analizzare, studiare e progettare il nostro futuro. Quest'anno abbiamo inteso costruire un percorso culturale con cui andare a sviscerare le varie interpretazioni legate a quella che abbiamo definito l'Italia moderata. Attraverso questo concetto cerchiamo di vedere quella che è stata l'evoluzione, la storia, le chiavi di interpretazione del secondo Novecento e che poi ha portato all'esperienza degli anni 90 dopo il Tangentopoli con il berlusconismo fino ai giorni d'oggi. Sarà un percorso molto complesso che si è aperto con Paolo Feltrin, che ha trattato quelli che erano i dati delle elezioni appena ricevute, appena svolte alla fine di settembre, e che oggi ha visto il professor Parlato dare una chiave di interpretazione: l'Italia moderata e l'antifascismo. Speriamo di riuscire a cogliere nel segno, offrendo a chi si interessa di politica quello che è all'interno del pluralismo, quello che è una valutazione di un'Italia che ha cercato negli ultimi anni di ricostruire il proprio passato, capire le proprie fondamenta e da quelle fondamenta cercare di costruire il futuro. Oggi avremo modo di parlare di un aspetto un po' particolare e forse poco studiato anche in ambito storico, che è quello dell'Italia moderata, cioè di quella fetta d'Italia che vuole il progresso con un minimo di accortezza, che vuole l'industria ma vuole anche l'agricoltura, che non è certamente vicina all'ideologia comunista, che non è stata o non ha mai voluto essere nemmeno fascista, ma che crede che il centro politico sia fondamentale per costruire una società più giusta. I moderati hanno avuto una strana storia in Italia, sono sempre stati considerati poco intelligenti da una certa cultura dominante e sono sempre stati considerati conservatori, nel senso deteriore del termine. In realtà conservatori i moderati lo sono, ma in senso illuminato, nel senso del conservatorismo che c'è un po' in tutta Europa, che c'è stata in tutta Europa. Nel periodo della Prima Repubblica l'Italia moderata è stata rappresentata dalla Democrazia Cristiana, che ha appunto avuto la guida del paese per circa 50 anni. Dopo sono cominciati i problemi, nel senso che da un lato Berlusconi è riuscito a dare ai moderati una rappresentanza politica che prima non avevano. Nello stesso tempo nei confronti di questa Italia moderata si è aperta una specie di guerra da parte del pensiero della cultura azionista e della cultura marxista, che hanno ritenuto questa Italia una sostanziale continuità con il fascismo. Ora, quello che io cercherò di spiegare, di analizzare oggi è proprio il rapporto tra Italia moderata, cultura dominante, fascismo e antifascismo. Su questo problema dell'antifascismo, che è un problema estremamente attuale, visto che alcuni partiti di sinistra hanno cavalcato l'antifascismo anche nelle ultimissime elezioni, occorre fare un po' di luce, un po' di chiarezza per capire esattamente di quale antifascismo stiamo parlando. C'è un antifascismo ideologico e c'è un antifascismo storico. L'antifascismo storico è qualcosa di contingente che è legato alla guerra civile ed è legato alla fine del fascismo. L'antifascismo ideologico invece è qualcosa che
ritiene di poter prolungare la propria esistenza e la propria presenza nella politica italiana anche al di là e oltre i confini del fascismo. E questo sarà il problema centrale di cui tratterò appunto stasera.